al presidio, poi in corteo. Circa 200 studenti universitari hanno occupato il cortile antico del Palazzo del Bo a Padova, storica sede dell'università, per manifestare il loro sostegno al popolo palestinese. Siamo qui per dire che gli studenti dell'UNIPD, i lavoratori dell'UNIPD e i professori vogliono una Palestina libera! Gli studenti si rivolgono alla rettrice Daniela Mappelli, impegnata per tutto il pomeriggio in una seduta del Senato accademico. Gli studenti chiedono che l'università non rimanga in silenzio e che interrompa ogni legame o convenzione con enti e istituzioni israeliane. Davanti ad un caso di oppressione così evidente come quello dello Stato israeliano sul popolo palestinese, davanti a una cosa del genere nessuno si espone. I manifestanti hanno chiesto di poter consegnare un documento e le centinaia di firme raccolte in questi giorni da studenti e personale dell'Università di Padova all'appello dell'Università palestinese di Berzeit, che chiede alla comunità accademica internazionale di condannare i violenti bombardamenti israeliani su Gaza. Nel frattempo anche i rappresentanti degli studenti in Senato accademico hanno presentato la loro proposta. Quello che chiediamo anche e quello che porteremo all'interno del Senato è che vi sia una reale e concreta apertura di quelli che possono essere soccorsi umanitari, come è già stato fatto con la guerra in Afghanistan o le precedenti guerre in Bielorussia e in Ucraina. Anche per il popolo palestinese c'è bisogno di un aiuto e l'Università di Padova per la comunità accademica palestinese può muoversi e può dare una reale risoluzione del problema.